I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno sequestrato 2 kg di hashish e arrestato 2 persone nel corso dell'operazione denominata Delivery Express, avviata nel mese di gennaio e finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio del Nisseno. Le Fiamme Gialle del gruppo di Caltanissetta, con l'ausilio della tenenza di Mussomeli, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato in flagranza di reato 2 cittadini, uno originario di Mussomeli e l'altro della provincia di Agrigento, che trasportavano circa 1,6 kg di hashish a bordo della propria auto. La sostanza è stata trovata dai finanzieri in involucri confezionati in modo che avrebbero potuto consentire di eludere eventuali controlli o segnalazioni da parte di unità cinofile. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire ulteriori 400 grammi di hashish e marijuana. I responsabili, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono tratti in arresto e successivamente il GIP, condividendo le evidenze investigative, ha proceduto alla convalida della misura e disposto la custodia cautelare presso la casa circondariale di Caltanissetta per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per l'altro. L'intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 2 kg di hashish destinati alla vendita nelle province di Agrigento e Caltanissetta, con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali all'atto della distribuzione nelle piazze di spaccio presenti sul territorio per circa 25.000 euro. L'attività dalle Fiamme Gialle nissene ha rappresentato un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità.